L'epigrafe è stata pubblicata questa mattina, ma la notizia circolava già tra amici e conoscenti da domenica. L'architetto Tony Follina sarà salutato giovedì alle 15 nella parrocchiale di Nervesa, paese dove ha vissuto gran parte dei suoi 84 anni. Il mondo, ma Treviso in particolare, perde un altro autore della sua storia, come ricorda a 96 anni Giorgio Spigariol, uno dei volti della trevigianità. È stato sempre molto attivo sull'urbanistica, sulla rivoluzione e dei principi di architettura e sempre presente in tutte le manifestazioni che portavano rinnovamento alla città. Città che Follina ha vissuto sin quasi da ragazzo, facendo parte dei giovani di Via Barberia, come ricorda il professor Fassetta. Canton di 4S eravamo una cinquantina e siamo rimasti gli ultimi di Moicani e Tony Follina aveva annunciato la sua partenza diciamo un mese fa circa, quando ci siamo sentiti per l'ultima volta al telefono e come al solito con la sua estrema cortesia e sensibilità ha cercato di dirmi tante cose e a manifestare un affetto che la città deve riconoscergli. E tra le tante realizzazioni di una vita da professionista del bello, quelle pubbliche sono forse le migliori, sottolinea un commentatore d'eccezione per noi, quasi una guida turistica dei luoghi di Follina. Un architetto che legava sempre opere visionarie con anche le radici del passato. La sua idea era quella proprio di rendere la pescheria come se fosse un burcio. E qui invece siamo in Corte San Pariso. Questa suggestione del campiello veneziano, della corte interna. Come Treviso deve ricordare Tony Follina. Con l'intitolazione per esempio dell'auditorium di Santa Caterina. Dovremo sicuramente fare una rassegna e un'esposizione delle sue opere, dovremo fare tante iniziative a ricordo di questo caro amico e di questo grande architetto.